Buongiorno, buongiorno. In diretta con Focus TG iniziamo con l'omicidio di Gemona nel Friuli, un uomo che è stato assassinato dalla madre e dalla compagna e poi infilato in un bidone ricoperto di calce viva. Le due donne hanno confessato, la madre in particolare ha detto al magistrato: ho fatto una cosa mostruosa. Ci collegheremo poi con Omar Costantini in diretta, ma adesso vediamo il servizio che riepiloga questo fatto raccapricciante. È stato fatto a pezzi, ricoperto di calce vive e nascosto in un bidone. Non è la scena di un film horror, ma la realtà sconvolgente di quanto accaduto a Gemona del Friuli, in provincia di Udine. Il corpo senza vita di Alessandro Venier, 35 anni, è stato trovato questa mattina all'interno di un garage in via dei Lotti, adiacente all'abitazione dove viveva. L'allarme è scattato intorno alle 10:30. In pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco, la scientifica, la polizia locale, un'ambulanza e l'automedica. Via dei Lotti è stata chiusa per ore mentre gli investigatori cominciavano a esaminare una scena del crimine tra le più agghiaccianti degli ultimi anni nella zona. Secondo una prima ricostruzione il cadavere era stato smembrato, chiuso in un bidone comparso di calce viva, un tentativo verosimilmente di accelerare la decomposizione e nascondere l'odore. All'interno dello stesso garage è stato ritrovato anche il cane di famiglia, un pastore maremmano, chiuso lì da almeno una settimana. Non si esclude che, rimasto intrappolato e senza cibo, possa aver cercato di nutrirsi con ciò che ha trovato. L'omicidio infatti potrebbe risalire ad almeno 7 giorni fa. Alessandro viveva con la madre, Lorena Venier, 61 anni, che dalle nostre immagini vediamo venire verso di noi, e con la compagna, una donna colombiana di circa 30 anni, madre del loro bambino di appena 6 mesi. Dalle prime informazioni le due donne avrebbero ammesso l'omicidio. Gli inquirenti ora stanno verificando effettivamente i racconti raccolti durante gli interrogatori. Si indaga infatti su un possibile contesto di tensioni familiari, un quadro complicato che gli inquirenti stanno cercando di ricostruire con attenzione. Secondo quanto emerso, la compagna inoltre era seguita dai servizi psichiatrici del CSM subito dopo il parto. Nel frattempo la bambina è stata affidata ai servizi sociali, che ora ne hanno preso in carico la tutela. Le indagini sono in pieno corso, si lavora per capire cosa sia accaduto davvero in quei giorni e cosa abbia portato a una morte così atroce. Intanto Gemona è sotto shock, la notizia si è diffusa rapidamente e l'intera comunità si interroga sconvolta davanti a un crimine maturato nel silenzio di una casa apparentemente normale. Non essendo coscritti non frequentavamo le stesse compagnie, insomma avevamo una certa distanza d'età e quindi era parecchio tempo che non lo vedevo, sapevo che lavorasse all'estero, comunque si trasferisse all'estero spesso, era un bel po' che non lo vedevo. Si tratta di un dramma molto, molto grave e adesso insomma tutta la comunità si stringe attorno alla figlia perché è quella che ha bisogno di ricostruirsi una vita e una famiglia. Ci collegheremo più tardi con Omar Costantini in diretta per dare altri particolari. Sembra un film dell'orrore. Adesso andiamo in Veneto, torniamo al Veneto, a Dolo, dove due fratelli sfrattati vivono all'interno di un'ape, dormono su una panchina, conseguenza dell'aver dovuto lasciare l'alloggio in cui si trovavano. Andiamo in diretta da Anna Maria Parisi e da Sandro Ponchio per la parte tecnica. A te, Anna Maria. Eccoci, buongiorno direttore. Questa è la panchina sulla quale abitualmente dormono i due fratelli di 62 e 63 anni che si trova accanto al municipio di Dolo, con l'ape Piaggio trasformata in un rifugio e che adesso non c'è perché è utilizzata da uno dei due fratelli per andare al lavoro. Fratelli che rifiutano gli aiuti forniti fino ad oggi dal Comune. Con noi per parlare di questa vicenda il sindaco Gianluigi Naletto, buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori. E l'assessore che da tempo segue questa coppia di fratelli, l'assessore di reparto Chiara Giuliano. Buongiorno a tutti e a assessore. tutte. Buongiorno. A onor del vero devo dirti, direttore, che poco fa ho raggiunto al telefono uno dei due fratelli, l'uomo, diciamo così, che adesso si trova, l'unico che lavora e che si trova al lavoro in questo momento e che mi ha raccontato brevemente
esattamente qual è la loro situazione, perché non accettano fino ad ora l'aiuto fornito dal comune, non si vogliono separare dal cagnolino di una certa età e anche cieco quasi da un occhio, a cui non rinunciano. Lo sfratto per questioni, diciamo così, di salute, perché chiesto più volte dai vicini di casa e con il proprietario che si è trovato costretto appunto a prendere questa decisione. I due fratelli sono infatti degli accumulatori seriali, quindi da qui la scelta di non rinnovare il contratto d'affitto. Voi, sindaco, lei ha incontrato proprio poche ore fa i due fratelli, fornendo nuovamente, dando nuovamente la mano tesa. Sicuramente erano le 8 di sera della serata scorsa, dove dopo una mattinata intensa, dove appunto c'è stato l'ennesimo rifiuto da parte degli stessi di accettare le nostre soluzioni possibili per gestire un'emergenza. E amaramente devo dire che anche durante questa sera, prima della notte, veramente mi sono sentito di riprovarci. Purtroppo la risposta è stata sempre no, e quindi veramente c'è da interrogarsi, no? su come intervenire in casi come questi, dove occorre certamente tanta umanità, però forse anche una disponibilità verso una corrispondenza che una solidarietà deve avere da una parte nel dare, ma anche dall'altra nel ricevere. Ecco, è una riflessione da fare anche per un ente locale che d'ufficio, no, agisce. Qui invece siamo di fronte ad un caso dove occorre proprio interrogarsi anche su forse un nuovo modello anche solidaristico da interpretare come ente locale. Ecco, dunque, Assessore Giuliano, non vogliono soldi, non vogliono aiuti, rifiutano l'accoglienza proposta dal Comune. Il Sindaco ha rilanciato con l'appello serve un gesto di fiducia. Cosa si può fare per questa coppia di fratelli che ha delle idee molto chiare? Chiede una casa in aperta campagna dove poter stare insieme al cagnolino e alla loro mobilia. Cosa si può fare? Intanto mi ricollego a quanto ha detto il Sindaco, sicuramente serve un po' di collaborazione, perché è ovvio che nel momento in cui si vive uno sfratto la soluzione migliore che tutti noi desidereremo non è possibile trovarla, perché comunque la casa come la vogliamo e la sogniamo noi non è possibile ottenerla. Noi abbiamo dato delle soluzioni, avevamo trovato anche una risposta per il cane per ospitarlo durante la notte e recuperarlo poi la mattina. Non ne vogliono sapere di allontanarsi da questa cagnolina, però le soluzioni che abbiamo trovato non permettono l'alloggio anche di animali. Noi continuiamo ad avere la mano tesa sempre e comunque nei confronti di tutti, però serve collaborazione. Noi non possiamo obbligare nessuno ad accettare le nostre proposte, però ci troviamo con le mani legate, perché la casa in aperta campagna con le dimensioni di cui loro avrebbero bisogno ha un costo che loro non sono in grado di sostenere, neanche noi come amministrazione, perché non possiamo sostenere determinati tipi di affitto. Quindi avevamo trovato delle soluzioni altre, ma non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. Io sono molto dispiaciuta per la dignità di queste persone che, dormendo in mezzo a una strada, non vogliono farsi aiutare. Lo sentiamo noi come un fallimento, in primis come servizi sociali, per le condizioni di salute, per le condizioni igieniche. Oltretutto è agosto, fa caldo, sta per arrivare la sagra, ci sarà moltissimo movimento, diventa anche pericoloso alloggiare in macchina di notte. Però attualmente abbiamo le mani legate. Grazie Assessore Giuliano. Dunque Direttore, è una situazione che preoccupa istituzioni ma anche residenti. Noi adesso con Sandro Ponchio andiamo alla ricerca della sorella, perché appunto sono un fratello e una sorella, che dovrebbe pranzare nei dintorni dell'area, come ci ha indicato il fratello, e se nel caso riuscissimo a trovarla, lei fosse disponibile ad un'intervista,
ti richiederemmo la linea. Grazie anche al sindaco Naletto. La linea torna con le immagini di Sandro Ponchio. A te, direttore Assembiaggio. Grazie molte, grazie anche ai tuoi ospiti. Ovviamente se doveste trovare appunto la sorella o il fratello, richiedeteci la linea. Adesso andiamo a Refrontolo in diretta da Francesca Bozza e da Nicoletta Rizzetto, perché sono stati identificati e denunciati 2 diciottenni che avevano con le armi in pugno rapinato in una villa madre e figlio. A te, Francesca. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori, insieme a Nicoletta Rizzetto a Refrontolo. Come hai giustamente anticipato tu, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Vittorio Veneto sono riusciti a identificare e a denunciare in stato di libertà per rapina in concorso aggravata dall'uso della pistola 2 giovanissimi. Stiamo parlando di 2 diciottenni, un ragazzo italiano e un ragazzo di origini straniere, ma all'epoca dei fatti minorenni. Sono ritenuti responsabili della rapina messa a segno lo scorso 20 marzo in un'abitazione di Refrontolo, con loro altre 2 persone, ora naturalmente da identificare, che in piena notte avevano preso di mira una casa. In quel momento c'erano il figlio di 19 anni e la madre che stavano dormendo. Il ragazzo è stato svegliato proprio dal rumore, è sceso al primo piano e ha visto una persona battere contro la porta. Terrorizzato ha aperto ed è in quel momento che è iniziato l'incubo, perché altre 3 persone hanno fatto irruzione in casa. È spuntata la pistola, non è stata usata violenza contro madre e figlio, ma hanno vissuto minuti di terrore difficili da dimenticare, perché proprio sotto la minaccia della pistola è stato intimato loro di consegnare il denaro che avevano in casa. Alla fine i malviventi sono fuggiti con circa 8.000 euro in contanti. Passato lo shock iniziale, madre e figlio hanno dato l'allarme, hanno chiamato i carabinieri, che hanno avviato le indagini che proprio, come detto, nelle ultime ore hanno permesso di identificare e denunciare in stato di libertà questi 2 ragazzi. Chiaramente le indagini continuano per risalire anche agli altri 2 componenti della banda, capire se si tratta anche in questo caso di giovanissimi. Fatto sta che era quello che è accaduto lo scorso 20 marzo ha creato paura e inquietudine a Refrontolo, come ci raccontano alcuni residenti. È stato un episodio che ha creato uno stato di insicurezza ancora maggiore. A questo poi vanno ad aggiungersi, ci raccontano, una serie di furti che si sono verificati negli ultimi tempi, addirittura 5 in una sola giornata, a volte anche con i residenti in casa, come è accaduto poco distante da qua, dove una coppia è stata svegliata nel cuore della notte dalla pila puntata contro di loro dai malviventi, che sono fuggiti anche in questo caso con contanti. Ma insomma, quello dei furti è un fenomeno in continua crescita e che chiaramente crea paura anche per chi si trova all'interno di quello che dovrebbe essere il luogo più sicuro, ovvero la propria abitazione. Ci dicono nemmeno chiudersi a chiave, nemmeno le porte blindate ormai fermano i malviventi, che stanno attuando tecniche sempre più all'avanguardia per entrare in casa, e alla fine purtroppo ci riescono, anche incuranti del fatto che ci siano o meno i proprietari a casa. Un episodio qualche giorno fa a Motta di Livenza, marito e moglie erano al mare per una giornata di svago, i malviventi hanno forzato la cassaforte portando via gioielli, tra l'altro anche ricordi di famiglia, come purtroppo spesso accade, e questo lo possiamo immaginare crea sconforto, crea paura, e chiaramente poi si moltiplicano gli appelli perché si faccia qualcosa, si intervenga per garantire sicurezza ai cittadini. Con Nicoletta Rizzetto da Refrontolo è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Francesca Bozza e a Nicoletta Rizzetto. Se doveste avere testimonianze o interventi del sindaco di Refrontolo, insomma, fatecelo, richiedeteci la linea. Una ragazza violentata a 17 anni nell'isola di Albarella lo scorso 12 luglio. Il responsabile è stato identificato dai carabinieri grazie all'acquisizione dei filmati di videosorveglianza installati nella zona dove è avvenuta questa violenza, all'assunzione delle dichiarazioni dei testimoni ed anche dal riconoscimento fotografico da parte della vittima. Si tratta di un 44enne di Adria. Per lui arresti domiciliari e braccialetto elettronico. L'uomo, secondo le indagini degli investigatori, non sarebbe stata
una persona, non sarebbe stato una persona conosciuta dalla vittima. A comunicare l'arresto il procuratore della Repubblica di Rovigo, Emanuela Fasolato, che ha richiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari di Rovigo una misura cautelare degli arresti domiciliari al 44enne indagato per violenza sessuale aggravata. Ed è sotto shock la comunità di Piove di Sacco, dove ieri sera è stato aggredito un volontario del centro parrocchiale di Sant'Anna. A colpirlo con un pugno violento che lo ha fatto finire in ospedale un 17enne a cui l'uomo aveva chiesto di smettere di fare confusione. Era in corso un incontro nel centro parrocchiale di Sant'Anna di Piove di Sacco. C'era anche il parroco, don Giorgio De Checchi. Fuori un adolescente continuava a infastidire. Per questo un uomo di 71 anni, un volontario della comunità molto conosciuto, è uscito per dirgli di smetterla. La reazione è stata immediata e ha colto tutti di sorpresa. Il 17enne ha alzato il braccio e ha colpito la testa del 71enne con un pugno violentissimo che lo ha fatto cadere per terra perdendo i sensi. Tutti subito sono usciti e si sono prodigati a soccorrere l'uomo, che è stato trasportato in ambulanza in ospedale a Padova, dove è ricoverato nel reparto di neurologia per un trauma cranico. Le sue condizioni non sono gravi, ma sono in corso ulteriori accertamenti. Non ha parole il parroco, che al telefono racconta come siano 2 anni che un gruppo di adolescenti italiani e stranieri si ritrova nella piazza davanti alla chiesa con quelli che definisce atteggiamenti poco civili. Il 17enne è ben conosciuto, tanto che grazie all'aiuto delle immagini delle telecamere che la polizia locale ha fornito ai carabinieri, il giovanissimo è già stato identificato e un fascicolo è sul tavolo della procura presso il Tribunale dei minori di Venezia. Senza parole è preoccupata anche la sindaca Lucia Pizzo, che conosce bene il volontario e non riesce a darsi ragione di quanto accaduto. Un gesto che interroga tutti. Un gruppo di ragazzi che in quartiere è noto, quello al quale appartiene anche il 17enne, chi lo ha visto crescere non può credere a quanto sia accaduto solo poche ore fa. Sono molto stupita perché non c'ero, non so la dinamica, però so che il ragazzo è un educatissimo, a modo, di buona famiglia. Cioè, con noi è sempre stato squisito, mi ha sempre salutato tutti i giorni col sorriso e i genitori sono 2 persone oneste, corrette, proprio non posso dire niente qua del quartiere, proprio un ragazzino che potrebbe essere mio figlio. Truffatore in trasferta arrestato dalla squadra mobile di Padova, arrivava in treno da Napoli, colpiva le vittime e tornava in Campania, un trasfertista insomma, ma stavolta gli è andata male. Si era finto avvocato e agente delle forze dell'ordine e aveva truffato nel quartiere Guizza di Padova 2 anziane di 80 e 90 anni che gli avevano consegnato soldi, gioielli e orologi, ma stavolta per il 40enne napoletano, accusato anche di altri 3 episodi simili tra marzo e aprile a Villafranca di Verona, Verona e Brescia, e 3 mesi fa denunciato per truffa proprio dalla squadra mobile di Padova, è andata male. I poliziotti infatti l'hanno arrestato sul piazzale della stazione mentre stava per prendere il treno che lo avrebbe riportato in Campania. Addosso aveva tutti gli oggetti rubati, in tasca il denaro contante perché aveva usato la carta di credito di una vittima per prelevare allo sportello bancomat 2.000 euro e poi al polso l'orologio appena rubato. L'operazione parte quando un80enne padovana chiama la polizia convinta di essere appena stata truffata. Aveva ricevuto la telefonata di un fantomatico avvocato che, dopo averle fatto credere che la giovane nipote era stata trattenuta da un non meglio precisata autorità, aveva preteso il pagamento di una cauzione che sarebbe stata riscossa da lì a breve da un rappresentante delle forze dell'ordine. E difatti, poco dopo, la donna riceveva un uomo che si faceva consegnare 800 euro, alcuni monili d'oro e la carta bancomat con relativo PIN. Grazie alle telecamere, i poliziotti della squadra mobile lo identificano e corrono in stazione bloccando il 40enne pronto a partire per Napoli. Poco prima una 90enne della Guizza aveva denunciato una truffa simile con la tecnica del finto avvocato e la consegna di soldi, gioielli e un orologio, tutto trovato addosso al napoletano. È emerso poi che lo scorso aprile si era presentato da una 90enne del quartiere Brusegana e, fingendosi avvocato e poi carabiniere, era riuscito a farsi consegnare dalla vittima 10.000 euro in gioielli. L'uomo è stato così arrestato e dopo il processo per direttissima il giudice ha convalidato l'arresto e disposto il divieto di dimora in Veneto.
denaro, gioielli e orologio sono stati subito restituiti alle ultime vittime. Servizio di Federico Fusetti, ricorderete un fatto particolarmente grave, cioè lo scippo ai danni di una ciclista nel Trevigiano che era stata affiancata da 2 uomini su un grosso scooter, aveva fatto resistenza, era caduta, le hanno portato via la borsa e l'avevano anche picchiata per castigarla della reazione. Questi 2 individui sono stati finalmente identificati e arrestati. Vediamo. Ho pensato, se non trovano abbastanza soldi che gli soddisfano, non so, spero che non mi sparino, ecco, tutto qua. La prima volta che mi succede, non mi è mai successo, quindi sono un po' scioccato, ecco, perché è una cosa che uno non si aspetta che possa accadere, purtroppo è successa anche a me. Con queste parole il farmacista di paese Marco Silvestri raccontava ai nostri microfoni la paura dopo la rapina messa a segno lo scorso 19 giugno dalla banda della Moto Blu. Nemmeno 2 mesi i rapinatori sono finiti in manette. Si tratta dei fratelli Massimiliano e Luigi Garbin di 33 e 29 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine per numerosi precedenti di polizia, anche specifici. A tradirli i tatuaggi che avevano sul corpo e un video postato sui social da uno dei fratelli che alludeva esplicitamente alla propria responsabilità nelle rapine, coinvolgendo anche l'altro. Nelle scorse ore il blitz portato a termine congiuntamente dai carabinieri di Castelfranco e Montebelluna e dalla squadra mobile di Treviso. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i 2 fratelli sono i responsabili degli assalti commessi in pochi giorni nelle farmacie di paese e in una di Altivole. Non solo, anche una rapina in strada ai danni di una donna in bicicletta. È stata un'indagine lunga e complessa che è partito appunto dalle 2 rapine che sono state fatte nei mesi scorsi, in particolare nel mese di giugno, e che ci ha consentito, attraverso l'acquisizione di tutta una serie di dati informativi che provenivano essenzialmente dai sistemi di videosorveglianza, quindi dai targa system e da anche alcune testimonianze raccolte sul posto, di concentrarci su questi 2 soggetti. Agivano con il volto coperto da caschi integrali e abbigliamento neutro, agendo con freddezza e determinazione. Particolarmente cruenta una delle 2 rapine in farmacia, quella di Altivole, nella quale i 2 hanno usato un coltello per costringere la titolare e una dipendente a consegnare il denaro. Per quanto riguarda invece la rapina in strada, avvenuto lo scorso 11 giugno, i 2 malviventi a bordo della moto di grossa cilindrata hanno colpito volontariamente una donna alla caviglia per farla cadere e strapparle la borsa contenente denaro contante e carte di pagamento successivamente utilizzate per effettuare acquisti e prelievi. Fondamentali sono risultati anche riscontri derivanti dalle perquisizioni personali e domiciliari che hanno permesso di rinvenire denaro contante di dubbia provenienza, attrezzi da scasso compatibili con quelli utilizzati nei furti, scarpe e indumenti identici a quelli indossati durante le rapine. Non solo. Nell'occasione in cui sono stati fermati dopo la rapina nella farmacia Postioma, sono stati trovati in possesso di un sacchetto nel quale appunto c'era impresso il logo della farmacia e che conteneva alcune somme di denaro. I 2 sono stati tradotti in carcere. Le indagini ora per accertare se i 2 fratelli siano responsabili di altri colpi. Servizio di Daniela Sizia, c'è stata una spaccata nella notte a Villafranca Padovana, ignoti con una spranga e un mattone hanno infranto la vetrata della rivendita di biciclette Zero Light di via Roma 148 e hanno rubato 5 biciclette da corsa di altissimo valore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Padova che hanno avviato le indagini al vaglio e alle riprese dell'impianto di videosorveglianza. Apriamo una finestra sull'ambiente, in particolare sui danni che erano stati provocati dalla tempesta Vaia, milioni di alberi abbattuti da un vento fortissimo, sono ancora aperti 3 cantieri, c'è stato un sopralluogo. Andiamo in diretta da Fabio Fioravanzi e Stefano Bozzi. A te Fabio. Siamo a Rocca Pietore, grazie per la linea. Il comune che, come ha detto l'assessore Bottacin qui con noi, fu l'epicentro della tempesta Vaia. Per vedere alcuni cantieri, tra l'altro qualche cosa abbiamo visto, lo vedete in televisione questa sera, adesso si è messo a piovere, con noi c'è anche il sindaco di Rocca Pietore. Lei ha detto prima, assessore,
100 cantieri soltanto a Vaia e 100 milioni di spesa a Roccapietore e 100 milioni di spesa soltanto a Roccapietore. Sì, è stato il comune più colpito. Qua fra l'altro ci troviamo in una zona che era stata particolarmente colpita, questa frazione dove ci troviamo adesso. C'erano metri di detriti che avevano coperto la sede stradale, erano entrati nelle abitazioni, avevano ostruito il corso d'acqua qui al nostro fianco, quindi qua siamo veramente in uno dei luoghi simbolo di Vaia. E siamo intervenuti con un centinaio di cantieri, gran parte sono stati completati, come quello che riguarda questa zona. Qui abbiamo investito in questo cantiere specifico 700.000 euro e l'obiettivo era quello di non solo ripristinare i danni ma anche incrementare la sicurezza dei cittadini e di chi abita in queste zone, e quindi si va dai cantieri più grossi che valgono alcuni milioni di euro fino a cantieri magari meno importanti dal punto di vista economico, di alcune decine di migliaia di euro, ma altrettanto importanti per garantire la sicurezza dei nostri concittadini. Certo, disgrazie come Vaia sarebbe sempre meglio non averle, sindaco, però davvero qui la regione ha fatto non tanto, tantissimo, appunto 100 cantieri, 100 milioni di spesa, ha permesso al paese di tornare a vivere. Certo, il nostro territorio, il comune di Roccapietore, è uno dei più belli delle Dolomiti, ma allo stesso tempo è anche molto fragile, quindi ha bisogno sicuramente di un intervento che in questo caso veramente è stato fatto in maniera ottima. Tantissimi interventi che hanno sistemato sia i ruscelli, la difesa idrogeologica, ma anche sistemato le arterie stradali, hanno sistemato e consolidato tutti i nostri paesi, quindi veramente siamo molto molto contenti di questo apporto. Ringrazio l'assessore Bottacin, la Regione Veneto tutta e il presidente Luca Zaia con tutte le strutture regionali che hanno lavorato a questi interventi importantissimi per la nostra comunità. E parlando di interventi, qui ricordiamo turisticamente siamo a 2 passi dalla Marmolada, siamo a 2 passi da un altro luogo veramente devastato che è tornato a vivere come i Serrai di Sottoguda. Sì, anche lì è stato fatto un intervento molto importante, 9 milioni di euro, diciamo del primo stralcio, perché abbiamo ulteriori cantieri in corso che riguardano i serrai o quantomeno la sicurezza dei serrai e dell'abitato che sta a valle dei serrai, che è Sottoguda, però ne parlavo prima col sindaco, vediamo già la luce, no? Perché ci sono state decine di migliaia di turisti che hanno deciso di venire a visitare i nuovi serrai, e quindi questo lascia ben sperare anche per il futuro, perché vuol dire che i serrai continuano e continueranno ad essere una delle principali attrattive insieme alla Marmolada di questa zona. Grazie allora sia all'assessore che al sindaco per averci aspettato. Una situazione meteorologica che per fortuna sta un po' migliorando, perché quando piove ormai in montagna ci si preoccupa sempre, ma adesso sta spiovendo. La linea ritorna allo studio. Grazie molte a Fabio Fioravanti e a Stefano Bozzi. Restiamo sull'ambiente, già che ci siamo. Le nutrie in Veneto che minacciano l'agricoltura, gli argini e anche la sanità pubblica e perfino la circolazione stradale. Sono davvero troppe, dicono gli esperti, e la Regione stanzia 1,5 milioni di euro in 3 anni per ridurne drasticamente il numero. Sono i sindaci della provincia di Padova a lanciare l'allarme, ma il problema è simile in tutto il Veneto. La diffusione delle nutrie rischia di provocare gravi danni al territorio. Ne sono convinti anche i veterinari, i consorzi di bonifica, le associazioni agricole ed economiche. Sicurezza idraulica, agricoltura, ambiente e vivibilità dei centri urbani sono a rischio. La nutria genera dei danni gravissimi al territorio, alle arginature dei corsi d'acqua, danni che possono anche comportare vero e proprio dissesto idraulico, alluvioni, quindi danni a tutta la collettività. Abbiamo visto cosa è successo in altre regioni a fronte del crollo degli argini. Crea naturalmente danni a tutta l'attività agricola, danni molto ingenti. E poi la sanità pubblica, la circolazione stradale, incidenti sul lavoro, contrattori rovesciati a causa delle tane delle nutrie. La Regione fa da capofila e approva una convenzione sperimentale. Protagonista l'assessore Corazzari e funzionari regionali della Direzione Agricoltura e Foreste. Da rivedere l'attuale piano di controllo della nutria. Questa nuova convenzione
che scadrà a fine 2025, dice che i consorzi di bonifica avranno competenza diretta sulla manutenzione degli argini e sulla sorveglianza di bacini idrici. Il tema nutria non è un tema che riguarda solo gli addetti ai lavori o che riguarda chi sta in campagna, ma riguarda tutti, anche chi abita nelle città, perché se non vi è un controllo, se non vi è una gestione oculata di questa specie, si ha una situazione di degrado, di abbandono che porta a dei rischi per tutta la collettività. Operativo è il servizio di polizia provinciale con il personale volontario, operatori che sono poco più di 300 e dall'inizio dell'anno sono state rimosse 1500 nutrie, prevalentemente attraverso la cattura con apposite gabbie. La convenzione prevede uno stanziamento della Regione di 500.000 euro suddivisa tra i consorzi di tutte le province del Veneto. Una cifra uguale sarà stanziata anche nel 2026 e 2027. Le 1500 nutrie rimosse finora sono molte, ma è un numero insufficiente rispetto alla velocità con cui questi animali si riproducono e si diffondono, 14 cuccioli di media per ogni femmina all'anno, in tutto il Veneto eccetto Belluno. Servizio di Federico Fusetti, restiamo sempre con l'ambiente perché c'è una polemica a Rosà, nel Bassanese, è previsto un grosso impianto fotovoltaico delle dimensioni della città di Bassano del Grappa, pensate, in un parco rurale, quindi ovviamente c'è chi sta opponendosi a questa possibile decisione. Andiamo da Mirko Cavallin. Buongiorno da Rosà con Alessandro Costacuta alla parte tecnica, con me c'è Giulia Vanin, consigliere comunale della lista di minoranza Riparte Rosà. Siamo proprio nel cuore di quello che dovrebbe essere, almeno nelle intenzioni del privato, un nuovo parco agrivoltaico, 730.000 metri quadrati in quest'area che attualmente è agricola e che quindi, Giulia, potrebbe proprio cambiare volto. Sì, qui dovrebbero mettersi, questo progetto prevede circa 80.000 pannelli fotovoltaici che si estendono verso sud e verso nord in questa zona. È un progetto molto importante, molto impattante per la nostra comunità e soprattutto viene un po' stravolta quella che era l'area vocata di questo parco. Qui si intendevano fare piste ciclabili, si intendevano fare zone per i bambini, una zona fruibile ai cittadini. Qui invece, se verrà portato avanti, se effettivamente sarà autorizzato, verrà tutto recintato e quindi i cittadini saranno di nuovo esclusi. Ecco, il comune è stato coinvolto perché appunto ha ricevuto dalla regione, come prevede la procedura, la notifica di questa richiesta che il privato ha fatto. Il sindaco Elena Mezzalia con il vice sindaco Paolo Bordignon, abbiamo sentito nei giorni scorsi la voce dell'amministrazione comunale, ma vi avrebbe accusato di aver creato allarmismo tirando fuori questo argomento. Sì, questa è un'accusa che sentiamo molto spesso da parte del sindaco e del vice sindaco. Ecco, per noi informare è importante, non è certo allarmismo, è solo responsabilità istituzionale. Noi siamo stati votati dai cittadini e noi vogliamo che i cittadini siano al corrente di che cosa succede in comune, di quali sono i progetti per il nostro territorio. Qui ci sono delle tempistiche che sono importanti, entro il 22 agosto il nostro comune dovrà rispondere, dovrà vedere se i documenti che sono presentati in regione vanno bene ed eventualmente chiedere delle integrazioni documentali. Quindi è importante che i cittadini sappiano di questo progetto all'inizio, non certo alla fine, quando le carte sono già giocate, e proprio perché loro possono approfondire questi aspetti, possono confrontarsi. Vediamo che adesso il confronto è solo sui social, sarebbe importante che anche il confronto avvenisse in presenza, magari con alcuni esperti chiamati dal comune, in modo che proprio di riuscire a sviscerare per bene questo progetto ed eventualmente vedere che cosa è possibile fare, se chiedere delle modifiche o comunque delle compensazioni per questo territorio. Ecco, voi siete, anche voi cittadini, rappresentanti eletti della comunità, pur se è in minoranza, il comune appunto dovrà rispondere entro il termine di 30 giorni dalla notifica. Che contributo pensate di dare a questa procedura ufficiale, al di là dei social? Poi sono le carte che parlano.
Allora, noi sicuramente ci informeremo ancora, studieremo i documenti, abbiamo iniziato a studiarli, li approfondiremo, vedremo quali sono le possibili alternative o le possibili richieste di modifiche che è possibile fare. Se effettivamente questo parco verrà fatto e non ci sarà possibilità di bloccarlo, ecco, vogliamo che ci siano comunque delle opere compensative per il nostro territorio. Dunque, un agosto che si annuncia caldo, speriamo anche dal punto di vista delle temperature, ma sicuramente per questo dibattito. Ringrazio Giulia Vanin e l'intero gruppo Riparte Rosà del Consiglio Comunale, Alessandro Costacuta alla parte tecnica. Da Rosà è tutto, a voi la linea. Grazie a Mirko Cavallini, il nostro operatore. Adesso ritorniamo in Friuli Venezia Giulia, a Gemona, per l'assassinio di un uomo che è stato fatto a pezzi dalla madre e dalla compagna e poi infilato in un bidone ricoperto di calceviva. Sentiamo gli ultimi particolari da Omar Costantini, il nostro inviato. A te, Omar. Sì, grazie direttore per la linea. Prendiamo la linea proprio da qui, da via dei Lotti numero 47, dove ieri intorno alle 8:35, 8:40 è stato scoperto il parte, insomma, per quanto riguarda il corpo di Alessandro Veniera. Allora, pochi minuti fa vi do un aggiornamento, perché è avvenuto l'interrogatorio di garanzia all'interno del carcere di Trieste da parte del pubblico ministero Giorgio Milillo, e allora attraverso la dichiarazione che poi ha fatto l'avvocato, che vi dico subito perché ci è appena giunta la notizia, allora l'avvocato in questione che difende la signora è Giovanni Denardo. Allora vi do velocemente soltanto dei passaggi veloci per quanto riguarda il comunicato che è uscito pochi istanti fa. La donna avrebbe detto, tra virgolettato, un gesto mostruoso fuori natura, e ha fornito anche elementi utili alla datazione del delitto che è avvenuto nella notte del 25 luglio scorso. Proseguo nella nota, insomma, ripetiamo che appena giunta da Trieste, la donna, rispondendo alle domande del pubblico ministero, a tutte le domande del pubblico ministero, ha escluso che alla base dell'omicidio ci siano futili motivi, dunque non la famosa mancanza di Alessandro nella preparazione della cena, come era uscito nella nota, ma insomma si dovrà capire poi meglio. La signora ha spiegato in maniera lucida ciò che l'ha spinta ad agire, il suo movente, che sarà oggetto di verifica da parte dell'autorità giudiziaria, ha reso noto, come ha detto l'avvocato. Chiaramente la notizia, direttore, come già ieri più volte vi siete collegati anche col collega De Ros, che era praticamente in tempo zero sul posto, ha scosso l'intera comunità locale, in particolare proprio perché la signora Veniera era era caposala qui dell'ospedale di Gemona, una persona ben voluta, una persona che comunque ha sempre dato l'anima per la sua famiglia e anche per gli altri. Ripetiamo, poi all'interno del contesto familiare saranno le indagini a chiarire esattamente. Sappiamo che comunque il figlio era una persona un po' particolare, uno che comunque dettava legge all'interno della famiglia, e da lì poi praticamente è scoppiato il tutto. Questo chiaramente saranno le autorità competenti a chiarire poi tutto quanto riguarda il fatto di sangue avvenuto e scoperto intorno alle 8:35 di ieri, proprio dove ci troviamo noi, all'interno di un bidone delle immondizie, parti del corpo del figlio recuperate, poi chiuse in un sacchetto e sopra gettata della calce viva per evitare, insomma, la propagazione degli odori di macerazione per quanto riguarda il corpo putrefatto. Per il momento da Gemona del Friuli, direttore, tutto, ripasso la linea per la prosecuzione del TG di Rete Veneta. Grazie Omar Costantini. C'è anche un'intervista al sindaco di Gemona che vediamo subito, sentiamo. Sì, come diceva lei, per fortuna non era mai accaduto, però purtroppo oggi è accaduto. È successo anche comunque lo scorso anno un fatto grave che ha riguardato un giovane ragazzo gemonese, però con questa atrocità mai avevamo vissuto una situazione del genere. Lorena era una persona conosciuta all'interno dell'ambiente sanitario e anche attualmente nella borgata. Io personalmente non la conoscevo bene, l'avevo solamente incontrata, credo, all'interno dell'ospedale sotto la sanitaria. Non posso ovviamente dare nessun giudizio assolutamente, perché non conoscendo la famiglia e non conoscendo nessuna dinamica all'interno della stessa è difficile esprimere giudizi, ecco. Chiaramente la comunità è scossa appena presa la notizia.
Sì, la comunità è scossa e ferita e si deve unire ovviamente in se stessa, recuperare tutti quei valori che sono la base fondante di ogni comunità e soprattutto in questa comunità che ha vissuto anche momenti tragici come quelli del 76 e deve ripartire ovviamente assorbendo questo shock, perché effettivamente è un qualcosa che non siamo abituati a vivere, nessuno è abituato a vivere, è un qualcosa che lo percepisci anche quando è lontano, ma quando ti tocca nell'intimo e nella vicinanza come in questi giorni è una sensazione nuova e non facile da digerire. Ecco. Senta, tra l'altro in questa triste vicenda, come sono tutte le tristi le vicende di cronaca, c'è un particolare, la bambina di 6 mesi, e come amministrazione comunale, diciamo così, vi muoverete anche voi in ambito sociale? No, ci siamo mossi subito perché l'attenzione nel dramma che ha coinvolto questa famiglia, che di fatto è una famiglia distrutta, la nostra principale attenzione in questo momento è per la bambina, ha solo 6 mesi di vita, quindi stiamo cercando ovviamente assieme ai servizi sociali del comune di gestire la situazione al meglio, lo stiamo facendo e qui va la nostra più grande attenzione in questo momento, sta preparando per lei un percorso di vita ovviamente migliore di quello che avrebbe dovuto affrontare. Oggi in regia Tony Esposito e Francesco Cerone, restiamo a Gemona dove ovviamente queste 3 persone, la vittima e le sue carnefici, erano molto conosciute, ovviamente i vicini sono comprensibilmente molto colpiti. Vediamo. La morte di Alessandro Venier ha scosso profondamente un'intera comunità, non solo per l'omicidio in sé, ma per le modalità brutali con cui è stato messo in atto. Il corpo tagliato in più parti, poi disposto all'interno di un bidone, nascosto in garage e coperto con più strati di calceviva. I principali indagati sono la madre Lorena Venier, 61 anni, infermiera all'ospedale di Gemona, e la compagna, una 30enne colombiana, madre della loro bambina di 6 mesi. Avrebbero subito ammesso l'omicidio e gli inquirenti stanno verificando i loro racconti. La scientifica ha operato per ora all'interno del garage, analizzando nel dettaglio i resti e ha esteso le ricerche anche nei terreni vicini all'abitazione e lungo il fiume Ledra. Secondo quanto trapelato, si stavano cercando infatti eventuali altri resti del corpo che potrebbero trovarsi nelle vicinanze. A supporto delle indagini è intervenuto anche il servizio veterinario. Il cane di famiglia, un pastore maremmano, rimasto chiuso per giorni all'interno del garage, è stato infatti recuperato ed affidato al servizio di trasporto animali per le cure necessarie. Le dinamiche del delitto restano ancora da chiarire. Non è ancora stato accertato in che modo Alessandro sia stato ucciso, né quando con precisione. Secondo una prima stima, però, la morte risalirebbe ad almeno una settimana fa. Le indagini proseguono serrate. In queste ore la madre e la compagna sono state sottoposte a nuovi interrogatori nel tentativo di chiarire cosa sia accaduto in quei giorni e cosa possa aver scatenato tanta violenza. Un omicidio che per la sua crudeltà ha lasciato il segno e che ha lasciato senza parole anche i vicini di casa, sgomenti di fronte a un orrore consumato nel silenzio proprio accanto a loro. Fa male, no? Una cosa così, perché è giovane, no? E poi la bambina piccolina. Parlavo sempre, si fermava sempre, è venuto a fare anche le condoglianze per mio figlio che è morto 6 mesi fa. La madre di Alessandro sì, la moglie sì. La compagna di Alessandro non la conoscevo tanto perché si passava ogni tanto con la piccola lì. E Alessandro com'era? Era vivace, sì. Non normale insomma, vivace molto. Dopo l'altra gente non so come si comportava, ad ogni modo con me non ha mai comportato male. No? Il servizio di Federico De Rossa della nostra redazione di Udine, Macchiera, Alessandro Venier, vediamo quest'altro servizio. Alessandro Venier era un volto noto in via dei Lotti a Gemona del Friuli, una presenza familiare per molti residenti del quartiere dove viveva con la madre Lorena Venier e la compagna, una donna di origine colombiana, madre della loro bambina di appena 6 mesi. Da poco diventato papà, Alessandro si manteneva svolgendo piccoli lavori occasionali che a volte lo portavano anche all'estero. Portava il cognome della madre e il padre, cittadino egiziano, non lo aveva riconosciuto al momento della nascita. Una figura conosciuta, anche se ai nostri microfoni alcuni vicini lo hanno
hanno descritto come una persona vivace, un aggettivo che lascia intendere possibili tensioni e scenari ancora tutti da chiarire. Il mistero di Via dei Lotti rimane fitto soprattutto per la crudeltà dell'omicidio. Il corpo di Alessandro è stato ritrovato smembrato, chiuso in un bidone e ricoperto da diversi strati di calceviva, ma il dettaglio che ha sbalordito gli investigatori è stato un altro. Nel garage non c'erano tracce evidenti di sangue, un elemento che potrebbe indicare una ripulitura accurata della scena del crimine, forse avvenuta dopo l'uccisione e la successiva mutilazione del corpo. Le indagini vanno avanti senza sosta nel tentativo di ricostruire le ultime ore di vita di Alessandro e comprendere fino in fondo che cosa sia accaduto all'interno di quella casa. Un delitto gravissimo, raccapricciante, che di fatto priva dell'intera famiglia una bambina di soli 6 mesi, così Dusi Marcolin, presidente della Commissione Pari Opportunità, che commenta la terribile notizia che è giunta da Gemona. La Commissione Pari Opportunità esprime ovviamente cordoglio per questo gravissimo lutto, aggiunge Marcolin, e invita alla cautela prima di emettere giudizi su una vicenda di cui non si conoscono i contorni. Ancora cronaca, i carabinieri fuori servizio sventano una rapina al supermercato e siamo ad Este. Si aggirava tra le corsie del supermercato riempiendo il carrello di merce, poi nascosto dietro i bancali di acqua e bibite ha abbandonato il carrello tentando di portare via la refurtiva. Un 38enne è stato bloccato dall'addetta alla sicurezza di un supermercato di Este. L'uomo però ha iniziato ad insultarla e a spingerla con forza. Un carabiniere libero dal servizio attirato dal trambusto si è avvicinato aiutando l'addetta alla vigilanza a trattenere l'individuo fino all'arrivo della pattuglia dei carabinieri. I militari giunti sul posto hanno trovato all'interno dei pantaloni del 38enne una scorta di carne di pregio del valore di circa 60 euro. Portato in caserma, l'uomo è stato arrestato per rapina impropria e la merce è stata restituita. E la solita aggressione a un conducente, anzi in questo caso a un controllore di un autobus, con la denuncia di un 54enne. Sull'autobus senza biglietto scoperto dal controllore ha iniziato ad aggredire l'addetto di Bus Italia che ha chiamato i carabinieri a Padova. Alla fermata però l'uomo, spingendo i controllori, è riuscito a scappare e a salire su un autobus diretto ad Agna. Grazie alle telecamere di sorveglianza i carabinieri hanno identificato il mezzo e lo hanno raggiunto e fermato. Saliti all'interno hanno individuato il violento. Si tratta di un 54enne residente nella Bassa Padovana, già noto per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo in tasca aveva anche alcuni grammi di marijuana ed è stato denunciato. Caffè, conserve, dolciumi sono alcune delle numerose confezioni di generi alimentari che i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Treviso hanno recuperato a bordo di un SUV. I due uomini che erano su questo mezzo, un 48enne e un 52enne, entrambi di origine georgiana e già noti alle forze dell'ordine, non hanno saputo giustificare e militare la provenienza della merce, vedete, confezione di Nutella, tonno, carne. E le successive indagini hanno permesso di accertare che gli alimenti erano stati rubati dal supermercato Lidl di strada delle Corti ad Este, nascosti a Treviso, nascosti in zaini e borse e schermati per eludere i dispositivi antitaccheggio al momento del passaggio alle casse. Parte della refurtiva è stata posta sotto sequestro in attesa di restituzione, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per verificare l'origine del materiale rimanente. I due uomini sono stati denunciati per furto aggravato. Un barbiere di Spresiano, restiamo nel Trevigiano, arrestato dai carabinieri e spacciava droga nel suo negozio. Barba, capelli e droga. Arrotondava così lo stipendio a un barbiere di Spresiano. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 44enne di origine marocchina, residente in zona con precedenti di polizia. Il barbiere è stato sottoposto ad una perquisizione personale prima che i militari passassero a controllare anche la sua auto, la sua casa e il locale. L'operazione ha consentito ai carabinieri di sequestrare oltre 2 kg di hashish, un bilancino di precisione
televisione, vario materiale per il confezionamento e 5.145 euro in contanti ritenuti frutto dell'attività di spaccio tra Villorba, Treviso e Spresiano. Le indagini hanno accertato che il negozio veniva usato come base per lo smercio delle dosi. Il 44enne si spostava poi ogni giorno in motorino per incontrare i clienti della zona, arrestato e messo ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. A Zero Branco invece sono scattate le manette ad un 27enne nigeriano destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere per spaccio di stupefacenti. Il provvedimento è scattato dopo un'indagine avviata dai militari dell'Arma che avevano già denunciato in stato di libertà il 27enne nel giugno del 2020 per spaccio di droga. Le indagini successive hanno portato alla luce un'estesa rete di spaccio che tra il 2017 e il 2020 aveva visto coinvolti in concorso 10 cittadini nigeriani, tra cui l'arrestato. Il gruppo di spacciatori era specializzato nella vendita di cocaina e marijuana a giovani provenienti dalle province di Treviso, Padova e Venezia. Il 27enne ora si trova in carcere a Treviso a disposizione dell'autorità giudiziaria. Servizio di Daniela Sizia, vediamo alcuni titoli del Corriere del Veneto, l'edizione online, negli aeroporti. Ryanair conferma 6 aerei in inverno a Venezia, oltre 60 le rotte in Veneto. I saldi, i negozi restano deserti, la gente spende per cene e viaggi, funzionano solo le notti bianche, dicono i commercianti. Arena di Verona, l'autore della scritta per Gaza, dice all'Arena: per ora non sono stato licenziato. Ancora fatti di cronaca nelle nostre province, anche in Friuli Venezia Giulia, a Pordenone, una donna truffata con un finto SMS della banca ha versato quasi 50.000 euro. Bisogna fare molta attenzione perché le truffe anche via telefono sono tantissime, però c'è stata una denuncia immediata da parte sua ed è riuscita a recuperarne 40.000. Vediamo. Recuperati oltre 40.000 euro grazie a un intervento lampo dei carabinieri di Azzano Decimo. È l'esito positivo di una truffa informatica messa in atto lo scorso 25 luglio ai danni di una donna coinvolta con l'inganno a trasferire quasi 50.000 euro. Tutto era iniziato con un messaggio sul cellulare, apparentemente inviato dalla sua banca, che segnalava un bonifico sospetto. Spaventata, la vittima aveva chiamato il numero riportato nel messaggio, aveva parlato con un falso operatore che l'aveva indotta a recarsi in filiale. Durante il tragitto un'altra chiamata, questa volta da un sedicente maresciallo dei carabinieri, le aveva ordinato di eseguire un bonifico urgente per proteggere i suoi risparmi. Solo in un secondo momento, grazie ai familiari, la donna aveva capito di essere stata raggirata e ha sporto immediatamente denuncia. L'azione tempestiva dei militari ha permesso di bloccare il conto destinatario del bonifico e di recuperare oltre 40.000 euro dei 49.500 versati. Dalle minacce con il coltello ai raid in chiesa, i borseggiatori a Venezia sembrano più aggressivi che mai e senza scrupoli. Un allarme al quale si somma in zona stazione quello dei portabagagli abusivi che si impossessano con forza delle valigie dei turisti chiedendo subito un conto salato. Quello dei borseggiatori a Venezia appare ormai non solo un allarme perenne, ma anche in preoccupante crescita per aggressività e mancanza di scrupoli, visto che dal furto con destrezza si sta drammaticamente passando anche alla rapina vera e propria, come è avvenuto in questi giorni ad un giovane turista che in zona San Polo si è visto puntare un coltello alla gola mentre gli veniva sfilato l'orologio dal polso. E accanto all'assalto dei pickpocket si assiste ad un ritorno in grande stile dei finti portabagagli, altrettanto aggressivi e pronti ad impadronirsi con forza di valigie, poi trattenute come ostaggi in attesa di un pagamento salato. Ribellarsi può costare un pugno allo stomaco, come è accaduto ad un turista coreano aggredito da 3 finti portabagagli, poi identificati grazie a telecamere di videosorveglianza a Santa Croce. Ma le vittime non sono solo i turisti. Monica Poli, la celebre lady pickpocket, ha segnalato come i borseggiatori stazionino anche all'imbarcadero dell'ospedale civile, prendendo di mira gli anziani che entrano ed escono. Ma a colpire sono anche per luogo e modalità raid come quello avvenuto nella chiesa di San Simeon Grando, in zone tra le più tranquille di Venezia. Una volta queste erano strade che erano conosciute solamente dai veneziani. Oggi anche in questa zona di Santa Croce i flussi turistici arrivano, complice anche per esempio l'approdo a delle gondole, e sbucano proprio di fronte alla chiesa di San Simeon,
grande. I residenti sono sempre di meno, i turisti come vedete non mancano e oggi la chiesa di San Simeon Grande è chiusa perché il parroco non c'è in questo momento, si trova in quella di San Giacomo, ma è qui che si sono svolti i fatti. Durante la funzione serale un uomo è entrato in chiesa con passo deciso, sembrando puntare verso l'altare e quindi verso il sacerdote. Un'azione che ha inevitabilmente monopolizzato l'attenzione della dozzina di fedeli presenti, in realtà un diversivo per permettere ad un complice di tentare il furto della borsetta di una signora. Il colpo è fallito, ma il timore è che non ci si possa più sentire sicuri nemmeno durante una messa. Andiamo a Padova, nella zona dell'Arcella, dove c'è degrado, soprattutto al Parco Morandi. Andiamo in diretta da Federico Fusetti con Federico Cibotto per la parte tecnica. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo all'Arcella, una delle zone discusse di Padova e attualmente anche al centro di una zona rossa che però non è qui. Qui siamo al Parco Morandi, quindi più a nord, diciamo così, però anche qui la situazione degrado e sicurezza in questo parco non piace in primis ai residenti. Rossella Salvan, ringrazio anche Giovanni Matteo Cudin. Cosa c'è che non va in questo parco? Allora, un parco deve garantire il decoro e la sicurezza. In questo caso è un parco aperto alle famiglie e per i bambini, i giochi sono rotti e spesso si trovano deiezioni umane, si trovano preservativi, si trovano addirittura, è stato trovato un coltello, quindi voglio dire la sicurezza qui assolutamente manca. I giochi sono rotti, quindi sono pericolosi per i bambini, pertanto questa sicurezza non è garantita in questo parco. Quindi noi chiediamo da parecchio tempo che l'amministrazione intervenga e curi questo parco, visto e considerato che prima c'era una sorta di organizzazione che doveva in teoria curare questa parte, cosa che invece pare sparita perché il bar che gestiva è chiuso, l'hanno smantellato e gli orari non vengono rispettati, quindi anche lì la chiusura non è sicura e non è garantita, pertanto ci sono accessi anche in orari notturni e quindi non si sa chi debba gestire, chi debba tenere in sicurezza questo parco. Ti assicuro direttore che è veramente molto grande, è davvero grande, però in effetti insomma si percepisce un po' che è trascurato. Voi residenti lo usate, venite o avete insomma sempre un po' di timore? Tanto saluto tutti. In primis noi residenti abbiamo già da tempo segnalato all'amministrazione delle problematiche inerenti anche alla quotidiana manutenzione del verde. Un parco, se ben progettato, è anche progettato nella sua manutenzione, nel suo ciclo di vita. Qui si possono vedere le piantumazioni che vengono lasciate comunque crescere in maniera irregolare, senza nessun tipo di criterio neanche nella potatura, e questo non è un bene, perché un verde non potato e non manutenuto comunque non è un verde che è fruibile. Possiamo vedere qui a fianco a noi la casetta Morandi, un immobile senza nessun... Ce la sta mostrando proprio Federico Cibotto, che ringrazio. Un immobile che è al centro di alcune dispute, è stato comunque a livello tecnico esplicitato anche nei confronti dell'assessore Bressa e l'assessore Michalizzi quelli che erano la scarsità di importanza storica, perché non c'è documentazione che testimoni che questo bene è vincolato in alcun modo, ed è un bene che però è un problema perché è un rifugio per disadattati, vengono segnalati ai residenti gli accessi regolari attraverso aperture nella recinzione, ed è un bene che noi chiediamo da tempo sia esplicitata la sua funzione, o viene abbattuto, quindi si viene comunque ampliata l'area verde per noi residenti e per i bambini, comunque creando anche delle aree gioco. Io stesso ho proposto una sua funzione come area gioco, o allo stesso tempo, se viene fatta una manutenzione, comunque una ristrutturazione, che venga fatto un progetto coinvolgendo i residenti, cosa che non è mai stata tenuta in considerazione. Una sorta di appello quindi anche all'amministrazione che viene fatto dai residenti. Direttore, ti restituiamo la linea, io e Federico Cibotto. Restiamo anche ancora sul degrado, andiamo a Vicenza perché tossicodipendenti e sbandati stanno invadendo gli edifici, alcuni degli edifici che saranno abbattuti per fare posto all'alta velocità. Peraltro alcuni proprietari di Viale Verona non hanno ancora ricevuto la notifica dell'esproprio e sul posto per noi ci sono Daniele Garbin e Andrea Benetti.
Come annunciato, i lavori della TAV per la parte ovest della città si sono intensificati qui nel comune di Vicenza. Ci troviamo in Viale Verona, a ridosso del cavalcavia Ferrette de Ferretti verso il quartiere Ferrovieri. Gli edifici che stanno via via per venire smantellati stanno avanzando, però ci sono dei buchi neri o situazioni equivoche come quella che è alle mie spalle, questo grande edificio che vedete, destinato in teoria all'abbattimento ma non completamente. In alcune parti ci sono ancora degli inquilini, 3 negozi, che non hanno ricevuto nessuna notifica, eppure pensano, credono aver capito che il loro edificio verrà abbattuto. Nel frattempo però negli edifici annessi vengono occupati da balordi, drogati, situazioni di degrado che proprio si trasferiscono anche dal vicino cavalcavia dei Ferrovieri. La situazione diventa impossibile, ci raccontano proprietari ed inquilini, chiedono chiarimenti urgenti. Alle nostre spalle abbiamo l'edificio dove noi attualmente siamo residenti, viviamo, mia sorella ha 2 bambini piccoli, io abito qua, c'è anche mio cognato, e l'edificio a fianco è stato svuotato da Iricav perché hanno preso possesso dell'edificio, non lasciando comunque le vetrine aperte che sono state ovviamente sfondate e occupate. All'interno le finestre sono aperte dell'edificio, quindi verrà occupato immediatamente, e anche il nostro edificio verrà demolito, ma non sanno espropriarci, non sanno darci risposte, non sanno dirci quando. Noi ci hanno detto che ad agosto inizieranno le demolizioni, ma noi siamo ancora qui. Dove andiamo? Cosa facciamo? Non lo so. La nostra situazione è simile, nel senso noi invece siamo proprietari di attività, è un po' anche difficile il rapporto con gli inquilini ovviamente, perché loro pagano l'affitto, vogliono che la loro attività sia garantita e noi siamo un po' in difficoltà nel rispondere per poter garantire che effettivamente loro possano portare avanti l'attività. Anch'io proprietaria, stesse problematiche, mi viene da aggiungere anche appunto che questa situazione di degrado, ci sono anche escrementi, quindi esattamente gli inquilini delle attività commerciali si ritrovano a far fronte a situazioni un attimo così problematiche e non sono rassicurati per niente dal punto di vista nostro di proprietari. Facciamo anche fatica un attimo a mediare questa situazione. Qua bisogna stare molto attenti, è un problema enorme, anche perché diventa un punto di spaccio. Io vedo adesso che viene buio tardi, ma quando si accorce le giornate, qua escono dall'acqua a bicicletta, anche questa mattina c'erano i spacciatori qua, c'è la macchina ferma, arriva con il monopattino a bicicletta, dà le dosi. Io dico che devono tassativamente vigilare. Io poliziotti non li vedi mai qua, io non ho mai visto. Allora, questo è Viale San Lazzaro, dove a Vicenza, dove c'è anche molta prostituzione. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Tony Esposito e Francesco Ceron. Torniamo subito. La sanità, ne abbiamo parlato anche ieri sera a Focus, c'è stata un'altra, l'ennesima aggressione al personale sanitario, è accaduto all'ospedale di Conegliano. Intanto il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, annuncia l'arrivo di braccialetti d'emergenza per medici ed infermieri. Questo fa parte di una delle tante situazioni che purtroppo quotidianamente, dico quasi quotidianamente, i nostri operatori devono sopportare, aggressioni particolarmente verbali, che ovviamente li pongono nella condizione di stare attenti e di chiamare anche le forze dell'ordine. L'ennesima aggressione al personale sanitario è accaduta al De Gironcoli di Conegliano, dove è attivo il servizio di medicina di gruppo integrata. Un giovane con problemi di tossicodipendenza, ben noto in città, conosciuto dal SERD e dal Dipartimento di Salute Mentale, è entrato nel presidio ospedaliero chiedendo soldi e droga. Di fronte al rifiuto dei medici, l'uomo ha reagito minacciandoli e aggredendoli verbalmente. Rifiuta i servizi, rifiuta la possibilità di entrare in comunità, di essere preso in carico
e per cui ogni tanto va ai servizi, ma più che altro gira all'interno dell'area ospedaliera. Il personale sanitario a quel punto si è barricato all'interno dell'ospedale in attesa dell'arrivo della polizia. Purtroppo le dipendenze sono così, quando vanno in astinenza, vanno in escandescenza, dobbiamo fare in modo che i medici siano però più tutelati. Qui abbiamo vicino anche la stazione dei carabinieri, questa è una fortuna perché insomma si possono collegare velocemente, però parlerò anche con Benazzi, troveremo il modo per rendere più efficace questo servizio. E proprio il direttore generale dell'USL 2 annuncia, dopo che è stata scartata per ragioni di privacy la proposta di dotare medici e infermieri di bodycam, l'arrivo di braccialetti che serviranno al personale sanitario in caso di pericolo di allertare in tempo reale le forze dell'ordine o la vigilanza privata. Fa scattare un allarme alle forze dell'ordine, ma anche ai colleghi che magari sono in un altro ambulatorio, che possono arrivare a aiutare ovviamente la persona che è minacciata. Andremo a dotare prima di tutti i pronti soccorsi, il Dipartimento di Salute Mentale e poi pian piano altre situazioni, SERD, altre situazioni che possono essere considerate a rischio. E a parte i problemi di sicurezza, mancano medici, infermieri, insomma c'è carenza di personale ospedaliero e da oggi mancheranno anche i medici gettonisti, cioè i medici a chiamata che vengono reclutati quando mancano i medici dell'ASL, delle ASL, i medici che sono assunti dagli ospedali. È stata una decisione del governo, ne abbiamo parlato ieri sera a Focus, sentiamo cosa ha detto Anna Maria Bigon del Partito Democratico. Di questi reparti che semivuoti. No, adesso si pensa di prendere personale dall'estero e che non hanno un titolo abilitativo riconosciuto in Italia. E questo è un problema enorme. Non possiamo assolutamente accettarlo, non solo per una squalifica della sanità pubblica che di fatto sarà evidente, perché ecco, non è possibile. L'altro aspetto è la legalità, c'è la legalità in tutto questo. Io credo che nel momento in cui il Covid ha creato un'emergenza, è evidente che alcune persone, abbiamo visto i cubani che tra l'altro avevano anche una preparazione, una scuola insomma importante, sono stati inseriti, ma inseriti in reparti insieme ad altri professionisti nostri. Qua rischiamo di dare dei reparti in mano a personale che magari sicuramente non ha un titolo riconosciuto e abilitativo. Quindi stiamo veramente rischiando. Perché? Perché nel frattempo non abbiamo creato le condizioni di avere il personale adeguato all'interno degli ospedali. Era Anna Maria Bigon ieri sera a Focus. Parliamo adesso di zone rosse, ne sono state istituite molte e in alcuni punti di Lignano la zona rossa proseguirà fino al 31 agosto. Il provvedimento per allontanare persone aggressive, minacciose, moleste o già segnalate si estenderà fino a fine mese. La decisione arriva dopo che il Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza riunitosi in prefettura a Udine nei giorni scorsi ha approvato questa zona rossa nel comune lignanese. Prego. Erano immagini sulla zona rossa di Lignano, su Lignano Sabbiadoro in particolare. Vediamo un brutto episodio di razzismo capitato nel mondo del baseball e che ha purtroppo visto coinvolta la White Sox Baseball Butrio. A raccontarci il fatto è stato direttamente il presidente del club Maurizio Rizzi, che ha immediatamente e fermamente condannato l'accaduto. Due tifosi, diciamo solo due tifosi, hanno inveito un momentino contro giocatori della squadra avversaria, diciamo con frasi non proprio consone al gioco. Ecco, dopo gli arbitri hanno sentito queste frasi e a fine partita mi hanno chiamato in parte e mi ha detto: guarda che noi purtroppo per queste frasi dobbiamo fare scrivere tutto. A questo punto ho detto: scrivete, sì, non posso dire nient'altro, avete sentito, abbiamo sentito anche noi e voi avete visto che noi abbiamo cercato di calmare questi due facinorosi.
dolorosi, ma non c'è stato verso e adesso ne paghiamo le conseguenze. A spiegare la storia è direttamente il presidente della White Sox Butrio Baseball, Maurizio Rizzi, da 30 anni numero 1 del club friulano, e in 3 decenni non era mai accaduto nulla del genere. Negli scorsi giorni invece è successo il fattaccio proprio durante una gara contro i rivali lombardi del Senago nello stadio di Via Cividale a Butrio, e a subire le conseguenze è stata proprio la società friulana, che si è vista comminare una multa di 200 euro, oltre che la squalifica del campo da gioco per 2 giornate per le offese discriminatorie. Una multa da 400 euro è stata comminata anche ad uno dei 2 tifosi protagonisti del fattaccio, in quanto tesserato della Federazione Italiana Baseball Softball. Tutta la società e i dirigenti sono rimasti male. Adesso cercheremo un campo dove andare a giocare, la prossima partita che si giocherà il 23 agosto contro il 7° Torinese. Vedremo qui in zona, qualche campo qui, Ronchi, Re di Puglia. È tanta l'amarezza e la tristezza per quanto accaduto, un fatto che ha rovinato anche il clima di festa che era nell'aria. La festa si farà alla fine comunque, però con un altro umore. Beh sì, in tono un po' dismesso, ma ormai era già tutto organizzato. È una festa di fine stagione? Diciamo una festa di fine stagione, ecco, anche se non è la stagione finita, allievi, preallievi, facciamo una festa con tutti i genitori, però come dico, per noi dirigenti sarà una festa un po' particolare. È giusto però anche chiudere elogiando quello che la White Sox ha fatto di buono nel corso della stagione, e ne ha fatte tante di cose positive. Una società con 100 tesserati a partire dai bambini di 5 anni fino ai giocatori di Serie A. Partiamo dall'inizio, che il primo anno di Serie A ci siamo largamente salvati. Adesso partecipiamo alla Coppa Italia di Serie A e abbiamo vinto 12 partite su 16, siamo primi da soli in classifica, seguiti dal Padova con 10 e Rovigo con 10. Inoltre abbiamo la Serie C, che è arrivata seconda nel suo campionato, parteciperà ai playoff per la promozione in Serie B, dopo vediamo come andrà a finire. E ieri sera purtroppo abbiamo perso con l'Under 18 3-1 Staranzano e abbiamo perso il pass per giocarci, diciamo, il titolo nazionale. Però grandi risultati, sì, comunque. Sì, certamente. Servizio di Alessandro Surza, giusti consigli dalla prima pagina dell'Arena di Verona agli automobilisti che si metteranno in viaggio in questo weekend. È un weekend da bollino rosso, soprattutto da domani mattina fino a domenica sera, ma anche lunedì è previsto un traffico eccezionale. Attenzione ai colpi di sonno, dice l'Arena, gli accorgimenti per evitarli. E nonostante i consigli, gli accorgimenti e un continuo dover registrare incidenti stradali, la scorsa notte a Thiene, lungo la nuova Gasparona, scontro tra 2 auto con 3 persone che sono rimaste ferite. Sono ricoverate con ferite gravi ma non in pericolo di vita le 3 persone rimaste coinvolte nell'incidente avvenuto lungo la nuova Gasparona, strada provinciale 111, nel territorio comunale di Thiene. Erano le 23:10 di giovedì sera quando 2 auto, una Volkswagen e un Alfa Romeo, si sono scontrate frontalmente. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto, con i sanitari del SUEM 118, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Schio, con 2 autopompe e 5 operatori che hanno estratto dalle lamiere uno dei feriti rimasto incastrato. Tutti poi sono stati trasportati in ospedale a Sant'Orso. A condurre i rilievi carabinieri di 2 ville che stanno indagando sulla dinamica dell'incidente. Controlli serrati e multe che partono da un minimo di 150 euro. Dalla mezzanotte di ieri è partita la rivoluzione barca velox nei canali di Venezia. Con tutta probabilità, la mezzanotte tra il 31 luglio e il 1 agosto 2025 si candida a rappresentare uno spartiacque nella storia della navigazione a Venezia. Dopo 2 mesi di sperimentazione, infatti, il sistema Barca Velox entra ufficialmente in funzione, rilevando e in caso multando tutte le imbarcazioni che non rispettano i limiti di velocità. E come funzionano i Barca Velox? Funzionano come il tutor in autostrada. Un cancello d'entrata, un cancello d'uscita, vengono scattate 2 foto
per accertare che l'imbarcazione sia esattamente quella e poi spazio fratto tempo dava la velocità. Il primo barcavelox immortala quindi il passaggio della barca, registrandone l'orario e la targa. Più avanti il secondo calcola il tempo impiegato a compiere quel percorso, determinando così la velocità. Il limite è di 7 km all'ora in Canal Grande, 11 in spazi più ampi come Fondamente 9 e Giudecca, 5 in canali interni come Rio Novo o di Cannareggio. Il sistema considera una tolleranza di 2 km all'ora e un arrotondamento di 1 chilometro. Basta superare di 1 chilometro il limite, con la soglia di tolleranza ovviamente, la multa di quant'è? 150 euro, più le spese. Se si paga entro 3-5 giorni? Non c'è lo sconto, in acqua non si applica lo sconto 30. In compenso se si paga in ritardo? Si raddoppia la sanzione. Le parole d'ordine sono più sicurezza e meno motondoso. Venezia è oramai attraversata quotidianamente da un traffico enorme, che spesso si dimostra poco sensibile al rispetto dei limiti di velocità, come testimoniano i dati raccolti in 2 mesi di sperimentazione dei barcavelox. Abbiamo visto che ovviamente i tassisti corrono, un po' con sorpresa abbiamo visto che anche i trasportatori merci non rispettano i limiti di velocità e poi la parte del diporto è circa il 15% delle sanzioni. Temete ricorsi? Sicuramente gli avvocati tenteranno i ricorsi, però abbiamo preso tutte le misure e abbiamo interpretato tutte le norme sempre pro reo, abbiamo fatto tutto quello che si deve. Tra l'altro le immagini che non sono utilizzate ai fini sanzionatori vengono immediatamente cancellate. La politica, domani dovrebbe esserci un altro vertice, il terzo vertice dei leader del centrodestra per scegliere il candidato presidente per la regione del Veneto e intanto continua il dibattito, continua il contrasto tra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia su questa decisione, mentre il centrosinistra va avanti con il candidato già scelto e che è già in campagna elettorale, Giovanni Manildo. Fratelli d'Italia comunque non molla la presa, ne ha approfittato per precisarlo Luca De Carlo, il coordinatore di Fratelli d'Italia in Veneto, che ha tagliato il traguardo dei 2000 giorni alla guida del partito. Abbiamo quadruplicato gli iscritti e oggi siamo anche nei comuni capoluogo di questa regione, nei consigli comunali, il partito di maggioranza, il partito più importante, sinonimo di una crescita grande, di una classe dirigente che è maturata. Insomma, una classe dirigente che merita di guidare il Veneto, sembra quasi voler dire il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, nei giorni in cui il rebus centrodestra per Palazzo Balbi vive i suoi momenti cruciali. Un tira e molla che però sembrerebbe riportare l'ago della bilancia verso un candidato governatore leghista, vede la voce Alberto Stefani, anche se non sono in pochi nel carroccio a ipotizzare un possibile exploit di Massimo Bitonci. Da par suo De Carlo, che nella rosa ristretta dei nomi sul versante Fratelli d'Italia, resta convinto che la forza dei meloniani in Veneto sia preponderante e lo conferma nel giorno in cui taglia un traguardo importante come leader regionale del partito. La nomina era arrivata il 7 febbraio 2020. Sono passati esattamente 2000 giorni. 2000 giorni nei quali siamo cresciuti come partito. Siamo passati dal 6,76% delle europee del 2019 al 9,55% delle regionali 2020, al 32,6% delle politiche 2022, per poi finire al 37,6% delle ultime europee. Snocciolo i dati come a confermare il Veneto tocca a noi. Crescita, dice De Carlo, merito di Giorgia Meloni, definita la più veneta dei premier per il suo senso pratico, ma anche del partito in tutte le sue componenti, dai semplici militanti agli amministratori. In attesa di Roma, lo sguardo a Palazzo Balbi resta insomma ben fissato. Sappiamo che saremo in grado di affrontare tutte le sfide con una grande consapevolezza e che soprattutto con la grande voglia di dimostrare che i nostri valori sono valori che i veneti apprezzeranno. Servizio del nostro caporedattore centrale Nicola Zanetti e intanto scoppia la polemica su Roma Capitale che ottiene l'autonomia. Per la base leghista si tratta di un vero e proprio schiaffo al Veneto che attende inutilmente l'autonomia dopo il referendum del 2017. Sentiamo cosa ha detto ieri sera un esponente della Lega a Focus, Gianluca Colusso.
Guardi direttore, intanto rispondo all'intervento di prima su fatto contro la Lega e per l'autonomia io dico se non la Lega chi? No, altri è solo la Lega che porta. No, che sì, io solo altri. Se non la Lega chi? Ma chi credi deve essere? Gli Arcangeli Gabriele? Ma questi se andai via di testa. Se non la Lega chi? E parla il movimento delle femministe, se non ora quando? Se non la Lega chi? Fratelli d'Italia ha dimostrato oggi che è sempre più romanocentrica, ha più a cuore Roma che il Veneto, quindi è un dato evidente. Poi è vero che il Consiglio dei Ministri l'ha approvato, ma è anche vero che si passerà alle Camere, quindi spero vivamente che alle Camere venga portato questo voto a favore della nostra autonomia. Però, ripeto, l'unico partito attualmente che combatte per l'autonomia del Veneto è la Lega. In merito alle regionali, guardi direttore, io vedo che in questi giorni è sempre più... Il caso Zaia è sempre più nei giornali, no? Tutti si divertono ad attaccare Zaia e se da un lato quelli gli attacchi della sinistra del PD li capisco perché non hanno altro modo per fare campagna elettorale se non le paste antifascista o attaccare il presidente, quello che mi lascia un po' più rammaricato sono gli attacchi da parte di quelli che dovrebbero essere i nostri alleati. Penso a Fratelli d'Italia con la Russa che la seconda carica dello Stato si permette, sbagliando dal mio punto di vista, di fare un'analisi politica sul Veneto. Penso a Forza Italia che con Tajani la Russa si è espresso contro la lista Zaia, sì, no? come il giorno prima anche Alberto Marcato su Antena 3. Diceva la seconda carica dello Stato non può permettersi di fare analisi politiche. Così ha detto Gianluca Colusso ieri sera a Focus. Andiamo avanti con il sindacato, parla l'ex segretario della CGIL di Treviso Mauro Visentin, contento per la nomina di Sara Pasqualin dopo le sue dimissioni. Visentin resterà a fare il sindacalista nella CGIL e dice di avere un'idea su chi abbia voluto strumentare il caso di Paolino Barbiero. Sentiamo. La CGIL precedente e quella attuale è quella che ha portato la Camera del Lavoro a essere la prima Camera del Lavoro del Veneto per iscritti, per risultati economici, per contrattazione, punto di riferimento anche per altre realtà fuori dal Veneto come organizzazione e come contrattazione, per cui noi pensiamo che questa continuità vada valorizzata. Non ha dubbi l'ex segretario della CGIL trevigiana Mauro Visentin nel rispondere alle critiche che sono arrivate dopo la nomina di Sara Pasqualin, accuse della fronda coneglianese che si basavano, a loro dire, sulla troppa continuità con la precedente CGIL e quindi senza una vera svolta dopo il caso del doppio stipendio di Paolino Barbiero che ha portato alle dimissioni di Visentin, dimissioni sulle quali oggi vuole tornare l'ex segretario. Quando la questione è uscita dai muri della Camera del Lavoro, ovviamente per essere strumentalizzata io ho preferito e preferisco affrontarla da iscritto e non da segretario della Camera del Lavoro. E Visentin confessa anche di avere qualche idea su chi abbia voluto diffondere ad arte le informazioni tramite lettere anonime. Idee ne abbiamo molte ovviamente e ci sarà il momento anche per commentare e per dire le cose come sono andate. Ora ovviamente siccome ho fatto ricorso ritenendo di avere qualche ragione da poter spiegare, alla fine di tutta la partita saremo nelle condizioni di dire anche la nostra opinione. Ora però il presente è tutto per Sara Pasqualin e il suo nuovo ruolo. È una nomina di una compagna brava che ha una storia in Camera del Lavoro, che ha fatto molte esperienze, che ha gestito assieme al sottoscritto l'organizzazione per diverso tempo, per cui una nomina che appunto ci soddisfa molto. Con Mauro Visentin resta nella CGIL, con che ruolo a questo punto? Da sindacalista non servono né camicie né giacche né medaglie per fare il sindacalista, basta aver voglia di farlo. Ancora pubblicità, state con noi.
Da Picasso a Van Gogh sono stati presentati a Treviso i primi eventi che condurranno all'inaugurazione della mostra evento di Marco Goldin al Museo di Santa Caterina. Intanto è boom sui social e la prevendita che sta volando. Noi abbiamo finora prevenduto oltre 12.000 biglietti, che è un dato francamente sbalorditivo, dati i tempi. Quindi c'è tanta voglia di tornare a Treviso per vedere una mostra importante, lo percepiamo. Se posso fare una previsione, io credo che apriremo serenamente con almeno 30-35.000 biglietti prevenduti, che sarebbe una cosa veramente clamorosa per questi tempi. Il ritorno del figlio al prodigo Marco Goldin alla curatela di una grande mostra a Treviso sta già macinando numeri, elogi e grande attesa. C'è voglia di cultura, di tornare in città, ma anche di poesia e tecnologia, come ha detto il curatore, che è sbarcato sui social con pillole e racconti d'arte anche su quello più giovane, ovvero TikTok, che Goldin aveva sempre ritenuto un luogo non adatto ai suoi temi. Invece questi primi 60 secondi su un campo di grano di Van Gogh su TikTok hanno fatto oltre 360.000 visualizzazioni, non gente che si è staccata dopo 2 secondi, e quindi insomma è una cosa bella. La mostra da Picasso a Van Gogh sarà inaugurata sabato 15 novembre al Museo di Santa Caterina a Treviso e ha messo in cantiere, oltre a tanta campagna online, anche eventi in presenza. Si parte mercoledì 6 agosto a Cortina d'Ampezzo nell'ambito del festival Una montagna di libri, con una lezione incontro dall'astrazione all'impressionismo. Giovedì 18 settembre al Teatro del Monaco di Treviso lo spettacolo, promosso da Centro Marca Banca, vedrà in scena Goldin accompagnato al pianoforte da Remo Ansovino per una narrazione poetica. Poesia e tecnologia credo che sia un binomio assolutamente, ma anche fondamentale per il mondo in cui viviamo, quindi riuscire a coniugare dentro proprio una sigla poetica le parole, le immagini, la musica, coniugare tutto questo con un linguaggio contemporaneo. Intanto la mostra potrebbe avere un prequel, dato che le opere arriveranno con un mese di anticipo dalla Nuova Zelanda. Si sta già pensando quindi ad eventi collaterali connessi almeno 2 settimane prima dell'inaugurazione ufficiale. Grandi complimenti stanno già arrivando dal Toledo Museum, che presta i quadri. Il catalogo, di ben 300 pagine, presenta anche un saggio scritto dallo stesso curatore e sarà un vero e proprio libro da collezione. Sì, il museo americano ha apprezzato molto lo sforzo, non immaginava assolutamente che avremmo prodotto un catalogo simile. Pronto anche il merchandising, dalle shoppers di Van Gogh all'ombrello di Monet, al prosecco delle colline. Treviso attende che il suo Golden Boy le faccia rivivere i grandi fasti. Servizio di Elena dal Forno è tutto per questa edizione. Vi ricordo chi sono gli ospiti di questa sera a Focus: Riccardo Barbisan, Fabiano Barbisan, Luigi Calesso, Giorgio Tronca, Nicola Falconi, Vanessa Brugnaro e Giuseppe Panna. È tutto, grazie ai nostri registi Toni Esposito e Francesco Ceron. Ci vediamo stasera, buona giornata.